Ciao Matteo, anche ho letto la tua intervista sul referendum Autonomia Veneto. Maria Santissima, Matteo, quante monade hai detto dito in quell'intervista? E ora voglio risponderti così magari facciamo un po' di chiaro perché mi pare che te gai un pochetto di confusione. Te parli di separazione, secessione, distacco. Tranquillo, nessuno sedrio parlare di queste robe qua. Potrei farlo mi perché sono indipendentista, ma questo è un referendum autonomia. Autonomia e indipendenza, zero due robe completamente differenti. Se può, te conoscesse un pochetto la storia veneta, te sapresti che questo tema non è assolutamente nuovo per il Veneto. Poi mi capisco che ti sei nato ne a Bombasa e quindi magari non te capissi ben certi problemi, però te da ricordarti che il Veneto è l'unica regione in Italia che se chissà tra due regioni a statuto speciale. Adesso prova a immaginare cosa vuol dire lavorare a Cortina e 2 metri e mezzo più in là che è il confine con l'Alto Adige. L'autonomia in Veneto è una questione di giustizia. Te stupissi del fatto che se solamente alcuni temi che si può parlare insomma, di autonomia, ma quei temi li ha decisi lo Stato italiano, se di 9 P3. Tutti questi 22 temi il Veneto si porta a casa, quindi quello che possiamo fare lo facciamo. E poi te porti l'esperienza dell'Enit, che è un ente per il turismo, dicendo, insomma, cercando di dimostrare alla fine che i veneti noi siamo buoni di farsi robe tra le ore, tant'è che ti dici che nessuno alla fine ga coordina i lavori. E ora, a parte che mi domando lo stipendio che dobbiamo pagare, vogliamo buttare, visto che ti già dentro l'Enit, ma Tite si sta anche a consigliere dentro la Banca Popolare di Vicenza dal 2014 in poi, a proposito di responsabilità. Poi te mi domandi, dici, ma insomma il Veneto dovrebbe contribuire allo Stato italiano, a uno Stato più forte? Forse ti sei sfuggito il fatto che il Veneto ogni anno contribuisse allo Stato italiano con miliardi, si chiama residuo fiscale positivo. L'ultimo dato è di 15 miliardi. Qualche anno fa andavamo 19 e anche di più. Mi parla cifretta, insomma. Dopo ti dici, beh, ma alla fine se si parla di un Veneto con più autonomia dentro lo Stato, parliamone. Bravissimo! E infatti si chiama trattativa. E il Veneto la gas commissione nel 2007. E il problema è che in 10 anni nessuno dei governi l'ha mai in considerazione. Quindi la Corte Costituzionale ha detto che il Veneto fa bene a fare un referendum per smuovere la politica e parlargliene. Poi te mi dici che il quesito se vago, guarda, il quesito a parte che lo ha approvato la Corte Costituzionale, ma poi tra l'altro se le stesse identiche parole che se cata rento la Costituzione, l'articolo 116. E la monada più grande, questa sì, questa è la più grande di tutti, è che ti che detto al giornalista che non te vuoi andare a votare. E ora, Matteo, sta quasi è una grandissima occasione per il Veneto per dire a Roma che il Veneto vuoi cambiare. E ti, che ti si fiolo di una famiglia veneta, non te vuoi andare a votare? Prima di parlare, tasi.